Ecco, hai detto una cosa molto importante che vorrei un attimo riprendere. Hai citato Filippo Galli, allargando un po' questo discorso a tutta l'Udinese, a tutta la società. A livello nazionale c'è la tendenza a sminuire il lavoro che viene fatto, a definirla una sorpresa, quando ormai sorpresa non è, perché da anni che a livello sia giovanile sia di prima squadra l'Udinese sforna giocatori e si afferma in classifica. C'è appunto forse invidia, forse proprio ignoranza, anche perché non si vede da vicino il lavoro che si fa, però è un fatto da sottolineare perché comunque l'Udinese continua appunto a produrre campioni e la stampa a livello nazionale e anche gli addetti ai lavori la snobbano. Cosa ne pensate, Ma Rudy? io penso che per noi va bene così, cioè, meno ne parlano, più siamo sereni, tranquilli, riusciamo a lavorare e a volte non rimanendo tanto sotto i riflettori ti possono anche permettere un minimo errore, perché noi cerchiamo, cioè, si cresce tramite gli errori, nessuno nasce con una cultura top level. Io penso che questa cosa sicuramente può dar fastidio, ma noi siamo abituati, ormai io sono da 15 anni che vivo in Friuli, il friulano è una persona chiusa, tosta, dura, non ce ne frega di quello che pensano gli altri, siamo dei grandi lavoratori, cerchiamo Sono i fatti a parlare. il resto vedremo col tempo. Per secondo te dà un po' fastidio questo No, snobbismo? a mio avviso si fanno forse dei paragoni con i settori giovanili di altre società. Voglio portare la società numero uno a livello giovanile, che è l'Atalanta, e che sfrutta appieno gli aborigeni, diciamo, cioè gli italiani, mentre nell'Udinese, come in altre società, ci sono anche molti stranieri. Quindi la mentalità locale vorrebbe sempre vedere nelle giovanili di ogni società professionistica il prodotto locale, chiamiamolo così, l'enfant du pays, il ragazzo che viene seguito dagli amici, dai parenti, anche quando gioca nella primavera. Io ricordo ad esempio qualche anno fa, forse Vanoli se ne ricorda, la primavera allenata da Tesser, che era formata da 11 italiani in pratica, non c'era ancora l'inflazione dell'elemento straniero, in cui giocavano i vari Motta, i vari Godeas, altri giocatori che poi sono spariti, non se ne è più sentito parlare, però settimanalmente, in occasione di ogni partita, a Lauzacco, dove giocavano, c'era lo strapieno di pubblico locale che veniva a vedere questi ragazzi che poi hanno disputato le finali nazionali, hanno perso, mi ricordo, con la Lazio in semifinale con un gol di Di Vaio, quindi era una squadra che attirava simpatia anche per questo. Forse l'inflazione di troppi elementi stranieri porta un po' a sminuire il lavoro di questa primavera dell'Udinese. Comunque schiera tanti italiani, perché la maggioranza di quelli che No, vanno in anche campo anche tanti friulani, anche tanti perché friulani. Sì, rispetto Ursella. agli anni precedenti ce n'è di più quest'anno, però abbiamo citato i vari Laurito, eccetera, che sono cioè, i top sono stranieri, diciamo, no? Ma ad esempio con la Triestina chi ha fatto la differenza è Ursella, un ragazzo di Udine, facendo 2 gol. Comunque cioè, penso che la società del calcio sia cambiata moltissimo, ma come la società in generale. E oggi, se pensiamo all'85, al primo evento degli stranieri, c'erano 2 stranieri per ogni squadra di calcio di Serie A e uno in Serie B. Oggi guardiamo l'Inter. C'è la globalizzazione. Ecco, perciò anche l'apertura del mercato, cioè è cambiato, il sistema lavorativo è cambiato ed è normale che anche noi, questo cambiamento radicale ti devi adeguare, no? c'è anche a livello di settore giovanile. Oggi si cerca non tanto il giocatore del posto, che comunque noi siamo molto attenti a tutte queste cose, ma si cerca il miglior giocatore da poter crescere e da poter portare in prima squadra. Perciò c'è anche più competizione per il ragazzo di Udine, perché si consulta con, non so, un esempio con Laurito, con l'argentino, Zampa è un argentino, c'è Matute e Sissoko che uno è francese, cioè, qui c'è una competizione importante che aiuta a far crescere tutti. Un'emulazione, insomma, Secondo una me gara sì. d'emulazione. Sì. Ecco Rudy, facciamo anche un altro passetto indietro, abbiamo nominato Pato. Domenica parliamo di prima squadra un attimo, c'è Udinese-Milan. Voi l'avete visto all'opera, che idea vi siete fatti di questa stella emergente?
Ma penso che questo è un talento, cioè, è un ragazzo anche se dell'89 giovanissimo che vive nel suo pianeta. Quelli che nascono una volta, si dice, ogni 20 anni. Adesso non so, dovrà dimostrarlo perché una partita secondo me è prematuro. Sicuramente è un ragazzo di grande valore, di grande prestigio, anche perché se hanno pagato anche 22 milioni di euro, cioè vuol dire che insomma oggi di soldi non è che ce ne siano già tanti, perciò se uno spende così tanto è perché il ragazzo è sicuramente importante. Però penso che l'Udinese contro il Milan può fare la sua partita sicuramente e mi auguro anche che riesca a portare a casa un risultato importante. Ha le possibilità sicuramente per farlo, Ma anche noi oggi, senza Felipe Inler, secondo te? penso che mister Marino ha portato a questa squadra un'innovazione, un qualcosa di importante. E penso che l'Udinese non si sente inferiore a nessuno, va a giocare a viso aperto con l'Inter, difatti è andato a pareggiare e vince su tutti i campi. Tra l'altro è una partita comunque, diciamo, spareggio, perché anche se la squadra Marino giustamente va con i piedi di piombo, parla giustamente di una partita alla volta, di salvezza, però è innegabile anche dire che la classifica parla chiaro, per cui se l'Udinese riesce a ottenere un risultato positivo col Milan, lo tiene a bada e riesce ad arginare una delle potenziali rivali per il quarto posto. Ma ripeto, noi continuiamo a lavorare per migliorarci, poi vedremo a fine anno dove riusciremo ad arrivare, sia noi a livello primavera che la prima squadra. Secondo te è una partita spareggio? E poi anche a te volevo chiedere un giudizio su partita spareggio un po' prematuro, no? Parlarne, perché siamo appena all'ultima di andata, quindi abbiamo ancora parecchie partite, quindi può esserci un andamento ondivago, ci saranno degli inevitabili cali e quindi bisogna mettere tutto in preventivo. Io dico semplicemente che quella di domenica sarà una gara, come ha detto Vanoli, e che l'Udinese giocherà senza timori reverenziali, perché Marino ha dimostrato effettivamente di, a prescindere dalle assenze che possono nascere da infortuni o squalifiche, di giocarsela alla pari con tutti, anzi ha avuto fino a questo momento più difficoltà con le squadre di caratura inferiore, perché le migliori partite le ha giocate contro la Juventus, l'Inter, la Fiorentina, eccetera. Quindi io sono ottimista per il prossimo durissimo Tour de Force, perché non dimentichiamo che dopo il Milan avremo l'Inter, avremo il Napoli fuori casa e la Juventus in casa. E non dimentichiamoci che c'è di mezzo anche la Coppa Italia, già mercoledì a Palermo. Nella quale comunque penso che verrà dato spazio anche a delle cosiddette seconde linee, perché non puoi logorare gli stessi giocatori ad oltranza. Qualche esordio